terminata da pochissimo la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Lascari Cefalù, risultato di 2-0, seguito con il mister Davide Boncore, lo salutiamo. Salve. E chiediamo subito, mister, nei primi 66 minuti una tenuta difensiva pressoché perfetta, vero qualche circostanza in cui la sua squadra ha comunque concesso, ma il portiere è stato sempre molto attento, poi la sua squadra è capitolata con questi 2 gol, cosa è successo? È successo che giustamente quando ti capita un episodio così del genere, i ragazzi hanno lavorato con equilibrio, hanno lavorato a viso aperto e sapevamo la partita che dovevamo venire a fare. I ragazzi hanno lavorato bene tra le linee, dove che sbagliavamo un po' il primo tempo nella gestione dell'ultimo passaggio. Però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, c'è stata una grande prestazione. Giustamente l'episodio ti penalizza, l'espulsione là di L'ultimo uomo, cosa che c'era dalle immagini che ho rivisto, c'era 1 metro di fuorigioco che il guardaline aveva sbandierato, però lasciamo stare gli altri cose. Dopo ci sta penalizzando questo episodio, dopo una grande prestazione, che eravamo in partita, però sono contento del lavoro che stiamo facendo io con questi ragazzi. Allora, parliamo un attimino della posizione di Corsino, che partiva come mezzala, però tante volte l'abbiamo visto quasi per pressare sulla linea degli attaccanti. Quanto è importante per un ragazzo così giovane fare quel tipo di ruolo? Guarda, Corsino non è una scoperta, il ragazzo ha volontà, si impegna durante la settimana, come Corsino, come ne ho altri in campo, Justin da davanti, Mineo, Piraino, sono tutti ragazzi che secondo me roseo perché sono ragazzi umili di un grande futuro per me. Adesso invece guardiamo la prossima partita contro l'Athletic Club Palermo, che dovrà sicuramente rifarsi dopo la sconfitta invece nella giornata di sabato contro lo Sciacca. Vi chiedo come la preparerete, visto che comunque è la prima della classe. La prepariamo come ogni settimana, con tanta umiltà, sappiamo il valore dell'atletico, della qualità dell'atletico, e quindi ce la giocheremo con le nostre armi, che sono l'umiltà e lo spirito di sacrificio.